Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione. Vediamo subito i titoli. Da oggi la Chiesa ha due nuovi santi, sono Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, santi dei giovani. Qualche giorno fa la mamma di Carlo aveva donato a Siracusa alcune reliquie. Ultimi giorni di preparativi per i volontari della Sumud Global Flottiglia che partirà dalla Sicilia alla volta di Gaza, giallo su un rottame israeliano trovato al largo di Lampedusa. Ultime domeniche di mare, a Catania chiude la stagione balneare per gli abbonati, pochi gli stabilimenti che resteranno aperti, si prolunga invece in altre province. Salve, sono Sofia, all'ospedale di Siracusa sarà l'assistente virtuale a contattare i pazienti che sono stati dimessi. In scena l'oro di San Berillo, ritratto di un quartiere di Catania tra memoria, denuncia sociale e canzone italiana. Calcio, 4 gol per il Catania nel match al Massimino contro il Monopoli, colpo del Trapani in trasferta contro il Sorrento, stasera toccherà al Siracusa. Parla il direttore sportivo del Palermo Osti, sensazioni positive, centrati tutti gli obiettivi. Dunque da oggi la Chiesa ha due nuovi santi, sono Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, due giovanissimi. Qualche giorno fa la mamma di Carlo aveva donato proprio a Siracusa, al Santuario delle Lacrime, alcune reliquie. Sentiamo Francesco Aloi. Due immagini, due giovani, due vite e due hanno coltivato l'amore per Dio e per i fratelli attraverso mezzi semplici alla portata di tutti. La Santa Messa quotidiana, la preghiera, specialmente l'adorazione eucaristica. Carlo diceva: davanti al sole ci si abbronza, davanti all'Eucaristia si diventa santi. Preoccuparsi di più della bellezza dell'anima piuttosto che di quella del corpo, diceva Carlo Acutis, che vedeva nell'Eucaristia l'autostrada per arrivare al cielo. Un ragazzo che recitava ogni giorno il rosario, ne andava fiero ed era devoto a Maria. E proprio nella teca che custodisce il quadretto della Madonna delle Lacrime a Siracusa c'è questa piccola reliquia, donata appena qualche giorno fa da mamma Antonia. Carlo, quando doveva chiedere una grazia al Signore, lo chiedeva attraverso il cuore immacolato di Maria e la Madonna delle Lacrime. Carlo ha curato due mostre che sono anche scaricabili da internet, una mostra sui miracoli mariani e c'è anche il Santuario della Madonna delle Lacrime e una mostra eucaristica che molto spesso le parrocchie ci chiedono e che noi doniamo. Pier Giorgio e Carlo, due esempi di vita, due modelli da seguire, soprattutto dai giovani. E slitta ancora di qualche giorno la partenza della missione Global Sumud Flottiglia che dalla Sicilia proverà a portare aiuti umanitari a Gaza. E intanto suscita attenzione la presenza di aerei israeliani a Sigonella, mentre giallo il ritrovamento di parti di un satellite spia israeliano nelle acque di Lampedusa. Sentiamo Luca Ciliberti. Proseguono i preparativi per la partenza della missione Global Sumud Flottiglia. Una quarantina di imbarcazioni si radunerà nel porto di Augusta, nel Siracusano. La partenza per portare gli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza è prevista tra il 10 e l'11 settembre. Gli equipaggi preparano attivisti, volontari, associazioni e parlamentari che saliranno a bordo per affrontare non solo la navigazione, ma anche i casi estremi di blocchi navali imposti da Israele. La Global Sumud Flottiglia è la più grande iniziativa indipendente per portare gli aiuti umanitari ai civili nella striscia di Gaza, con decine di barche a vela già partite nei giorni scorsi da Genova, Spagna, Tunisia e poi più avanti dalla Grecia. Occorre che i beni di prima necessità raccolti dai volontari in maniera così straordinaria arrivino a Gaza. Siamo qui per proteggere questa missione con il nostro ruolo istituzionale, ma chiediamo che il governo italiano faccia la sua parte, come ha fatto Sanchez dalla Spagna. La tensione è palpabile. Nelle ultime ore 3 aerei israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Il timore è che siano venuti a spiare la Global Sumud Flottiglia. Lo Stato Maggiore della Difesa, che ha ricostruito l'episodio, parla invece di attività addestrativa nel pieno rispetto degli accordi internazionali. Sempre in queste ore è stato individuato nelle acque di Lampedusa una grossa porzione di un oggetto militare a forma di ogiva che riporta su un lato una scrittura in ebraico. Si tratterebbe di una parte del nuovo OFEC 19
19, un satellite di osservazione SAR altamente avanzato e lanciato da Israele nei giorni scorsi con lo scopo di migliorare le capacità di intelligence spaziale delle forze di difesa israeliane. E su questa ultima vicenda, interviene anche il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che dice che è stata esclusa la presenza di qualsiasi traccia di materiale esplosivo o radioattivo. Dalle prime verifiche tecniche, fa sapere, l'oggetto sembrerebbe riconducibile ad un serbatoio supplementare di carburante per aerei e non ad un ordigno militare attivo, né tantomeno ad un missile spaziale. Chiude la stagione balneare, diciamo che ormai è agli sgoccioli. A Catania i lidi si avviano a chiudere i battenti proprio questa domenica. In altre province come nel Ragusano si va avanti ancora per un'altra settimana. Veronica Barbarino. Tutti al mare anche in questa bella domenica di fine estate. Ma dove? Mentre si parla tanto di destagionalizzazione, a Catania e Lidi si avviano a chiudere i battenti proprio oggi, data scelta come fine degli abbonamenti stagionali. Alcune strutture però continueranno comunque a garantire i servizi di spiaggia, così da prolungare un po' la permanenza sul litorale. Una parte degli stabilimenti balneari, una piccola parte, rimarrà ad erogare servizi, ma non sono tanti perché insomma è diminuita la richiesta, quindi ci sono quelli che colmano quella domanda e immagino che per altre 2 settimane, forse anche 3, rimarranno aperte. Diversa la situazione lungo la costa ragusana, dove molti stabilimenti hanno scelto di prolungare fino a metà settembre la stagione balneare. Noi saremo operativi fino al 15 settembre e continueremo a dare i nostri servizi dalla colazione al pranzo ai lettini in spiaggia e faremo di tutto appunto per fare godere ai nostri clienti gli ultimi scampoli di questa bellissima estate. Un'estate che lascia comunque alle spalle numeri positivi e la conferma del mare siciliano come protagonista indiscusso delle vacanze. E purtroppo è anche una domenica di sangue sulla strada statale 124 tra Buccheri e Buscemi nel Siracusano. Ci sono state 3 vittime, 2 uomini e una donna. Viaggiavano a bordo di 2 moto che per cause ancora da accertare si sono scontrate. Ruba un bancomat e tenta di fare shopping con la carta prepagata. I carabinieri della stazione di Guardiamangano in provincia di Catania hanno denunciato una donna di origini straniere per ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito. La carta era stata rubata ad un 20enne di Acireale che aveva sporto denuncia. Tra l'altro in un pomeriggio aveva ricevuto ben 3 messaggi sul telefonino relativi a tentativi di operazioni non riuscite. Si chiama Sofia, è l'assistente digitale dell'ASP di Siracusa, creata con l'intelligenza artificiale, incaricata di contattare i pazienti da poco dimessi. Il servizio. Salve, benvenuto nel nostro ospedale virtuale. Io sono Sofia, l'assistente digitale di Medical Cloud creata con l'intelligenza artificiale. Quando sanità e tecnologia viaggiano l'una accanto all'altra, l'intelligenza artificiale ormai è sempre più presente in qualsiasi campo, anche negli ospedali, come in questo caso a Siracusa. Sofia ha un compito: contattare chi è stato dimesso entro 30 giorni. Questo è un servizio innovativo pensato dal sistema informatico dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, per venire incontro ai cittadini. Una comodità che al momento è rivolta a chi ha più di 65 anni. La telemedicina era già partita un anno fa, ma dallo scorso giugno è entrata in gioco l'intelligenza artificiale. Sofia fa la prima chiamata di controllo, 1 migliaio i pazienti che ha contattato in 3 mesi. Il mio compito è aiutarti a preparare il tuo cellulare o computer per una visita di controllo da remoto. Così potrai essere assistito restando comodamente a casa. Riceverai un SMS come questo. Cliccando sul link comparirò io, Sofia, e ti guiderò nella configurazione. E se qualcosa non dovesse funzionare, il nostro centro servizi ti ricontatterà per aiutarti. Così si evita l'affollamento delle sale d'attesa, garantendo una continuità assistenziale e soprattutto un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale.
Grave incidente stamani durante la cronoscalata della Monte Erice. Un pilota originario di Sciacca, dopo aver perso il controllo della sua 500, si è schiantato contro le barriere di protezione. Le sue condizioni sono serie. E a Torretta, nel Palermitano, un uomo ha investito con lo scooter una mucca fuggita da un'azienda di allevamento. Per i traumi riportati è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con tante notizie. Andremo tra l'altro a Marzamemi per il Cinefest e poi a Taormina per ricordare il grande Camilleri. Ad Aci Bonaccorsi nel Catanese debutta L'oro di San Berillo, uno spettacolo tratto dal testo di Domenico Trischitta per la regia di Gisella Calì, un racconto che rievoca il celebre quartiere catanese tra memoria, denuncia e canzone italiana. Luca Giliberti. L'oro di San Berillo è lo specchio della Catania malata. E il racconto di Domenico Trischitta è una denuncia contro la mafia dilagante e la speculazione edilizia. È la storia di come lo sventramento avvenuto alla fine degli anni 50 ha profondamente modificato la fisionomia non solo topografica ma del centro storico di Catania. È un affresco letterario di un quartiere popolare fatto di vite e di persone vere che ad un certo punto sono state deportate a San Leone, allora quartiere periferia della città. Questo lavoro ha avuto una gestazione molto lunga perché nasce come lavoro teatrale, però in realtà ci sono prima racconti di mio padre che si era messo a scrivere le memorie del quartiere negli ultimi anni della sua vita. E un giorno gli chiesi: papà, perché stai scrivendo queste storie? Perché il quartiere non lo posso più fotografare, dunque l'unica cosa che mi rimane, neanche vedere, l'unica cosa che mi rimane è scriverne. Un pezzo di Catania che oggi rivive in scena, una rappresentazione teatrale carica di emotività che ha avuto la sua anteprima proprio a San Berillo, negli spazi di trame di quartiere, prima di un tour nei teatri, anticipata da una passeggiata con l'autore che nei luoghi reali della scena ha raccontato agli spettatori la storia di San Berillo, quello che era e quello che è diventato questo quartiere. Noi raccontiamo il quartiere, quello che era il quartiere una volta, un quartiere dove c'era una grande socialità, un quartiere dove viveva l'artigianato, le famiglie di pubari, anche grandi scrittori come Goliarda Sapienza, Vitaliano Brancati. Dunque un quartiere che pullulava di socialità e di vita. Adesso non è più quel quartiere. Mi piaceva quindi raccontare proprio tutta l'evoluzione che ha avuto dagli anni 20, quindi dal primo dopoguerra agli anni 80-90, quando poi in effetti la situazione veramente è diventata molto triste. Immagini e foto di una parte di Catania che ha perso certamente il cuore pulsante dei catanesi. A Marzamemi adesso, dove il Cinefest porta in piazza i volti noti del cinema italiano dall'alba al tramonto, con Orazio Longo. Il saluto all'alba con una performance tra musica e parole. La seconda giornata del Marzamemi Cinefest 2025 si è aperta con un evento simbolico di fronte all'isolotto Brancati, dove sorge il sole, con Violante Placido e Sebiforte a richiamare il dialogo tra arte e natura. È stato un incontro mistico, perché la mattina è mistica, un'occasione veramente così per quando si comincia la giornata, nelle prime ore del mattino si è di nuovo pure in qualche modo, quindi tutto quello che si vive più intensamente, più profondamente. È stata una mattinata stupenda, non mi aspettavo così tante persone, davvero. Tanti i protagonisti presenti nel Borgo Marinaro. Anna Foglietta ha presentato il suo cortometraggio E come sembra, prodotto con la fondazione Una Nessuna 100.000 per dire no alla violenza contro le donne. Noi come Fondazione Una Nessuna 100.000 abbiamo creato un laboratorio culturale e artistico dove cerchiamo di ribaltare i paradigmi legati appunto alla violenza delle donne, legati al patriarcato, con un processo culturale lungo ma che si è avviato, quindi insomma è un'esigenza che lo chiede di fatto la storia. Tra musica, film, incontri, performance, mostre e anteprime, il festival continua fino a mercoledì. Tra gli altri ospiti attesi anche Enrico Tognazzi e Simona Izzo, che presenteranno il film Francesca e Giovanni, una storia d'amore e di mafia sulla vita di Falcone e Francesca Morvillo. Ieri sera la festa di compleanno di Andrea Camilleri, lo scrittore che avrebbe compiuto 100 anni, raccontato da chi lo conosceva bene attraverso un docufilm. Francesco Triolo.
Un ricordo intenso è lo scenario splendido del Teatro Antico di Taormina del maestro Andrea Camilleri, scomparso il 17 luglio 2019 e affidato a un film documentario del regista Francesco Zippel per festeggiare i 100 anni che avrebbe compiuto proprio ieri. È il regalo della sua gente, con l'iniziativa promossa dalla Regione, in particolare dall'assessorato dello spettacolo, del turismo e dello sport. Il docufilm è una sorta di grande dizionario che racchiude tutto Camilleri attraverso la voce del maestro, con la sua incredibile carica di umanità, di alcuni dei suoi tanti allievi, attori e registi, scrittori e delle nipoti Alessandra e Arianna Mortelliti, per perdersi e ritrovarsi nell'universo di Camilleri. Tanti gli aneddoti esilaranti della sua vita, raccontati da chi l'ha vissuto da vicino. Per uno scrittore diventato icona della letteratura italiana e siciliana in tutta Europa, patrimonio vivo della nostra cultura, come ha ricordato il presidente del Comitato Nazionale Camilleri 100, Felice Laudadio. Camilleri è lo scrittore, ha detto, più tradotto nel mondo dopo Dante Alighieri, e le sue celebrazioni si stanno svolgendo in tutta Italia, in 18 paesi europei, con 18 capitali scelte dal Ministero degli Affari Esteri. Una maraviglia, ha concluso Olivia Sellerio, perché c'era una volta e c'è sempre Andrea Camilleri. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva a partire dal poker del Catania, tra poco. Apriamo la pagina sportiva con la vittoria netta del Catania sul Monopoli. Ci racconta tutto Marco Carli. Se cominci bene sei a metà dell'opera. Vallo a dire a Toscano e al Catania, ti rispondono che la corsa è lunga. La partenza dei blocchi però è stata fulminante. 3 partite, 3 vittorie, 11 gol fatti, nessuno subito, un carico di entusiasmo notevole, una rotazione che coinvolge tutti, come Pieraccini in campo per Celli, fermato da un risentimento muscolare, e che racconta così il rapporto con Toscano fin dai tempi di Cesena. È stato lui, diciamo, che ha creduto in me quando poi all'inizio ancora dovevo dimostrare tutto. Mi fece debuttare a San Donato Tavernelle, la prima partita da titolare, e il primo anno che poi io giocai meno, e poi l'anno dopo mi portò appunto a giocare titolare e a vincere il campionato. Il primo tempo col Monopoli dice di una squadra attenta che pressa uomo su uomo. I pugliesi si difendono e capitolano sul colpo di testa di Gherardi dopo il corner di Cicerelli. Dini non interviene mai, ma diventa decisivo nella ripresa. Grandissima parata su Fall nel periodo più difficile. Poi il tecnico azzecca le mosse, entrano Lunetta ed Ausilio che diventano decisivi. Resta in panchina Caturano, ma verrà presto il suo turno. Ha forzato durante l'allenamento e magari è andato un pochettino in fatica, e meglio non rischiare in questi momenti. Se c'era bisogno sicuramente era l'attaccante che per 10 minuti, un quarto d'ora avrei fatto entrare per dare più peso dentro l'area. Non c'è stato bisogno, ho fatto altre scelte e chi è entrato ha fatto altrettanto bene. Lunetta si conquista il rigore, poi battuto da Cicerelli per il 2-0. D'Ausilio sforna l'assist per il gol di Aloi, preciso nella sua conclusione all'angolino, 3-0. E poi tocca ancora al numero 23 sfruttare la grande sgroppata di Casasola, gran tiro all'incrocio per il poker che lancia il Catania in vetta. E il Trapani ha vinto in trasferta battendo il Sorrento 2-1. Trapani Corsaro nella trasferta di Potenza, dove ha incontrato il Sorrento, ma non è stata partita facile. Il Sorrento al 14° aveva anche segnato con Prescia, ma l'arbitro Renzi, insufficiente alla sua direzione, ha annullato per fuorigioco. La reazione del Trapani al 23° con Benedetti e un minuto dopo con Grandolfo, ma il portiere Arrasser si è opposto con bravura. Ad inizio di ripresa però il Trapani ha costruito la vittoria al 47° sugli sviluppi di un angolo, cross di Canotto, e Grandolfo, in agguato sotto porta, è stato bravo a spingere il pallone in rete. Meglio articolata l'azione del secondo gol del Trapani al 58°, cross di Fischnaller dalla sinistra e assist di Grandolfo in aria per il destro vincente di Canotto. Trapani in controllo della gara fino all'87°, quando Giron commetteva fallo su Sabatini, espulsione per il giocatore granata e calcio di rigore per il Sorrento trasformato da Eugenio Dursi.
Il Trapani è rimasto in 10, è stato costretto a stringere i denti rischiando il 2-2 al 99esimo con Santini che di testa ha spedito al lato. Gli azzurri vanno invece in trasferta a Cerignola stasera a caccia dei primi punti stagionali. Sentiamo Marco Petrolito. Sarà un Siracusa coraggioso e più che mai determinato quello che stasera scenderà in campo a Cerignola per la sfida inedita con i pugliesi, dalla quale gli azzurri sperano di trovare, oltre al bel gioco delle prime giornate, anche le necessarie certezze e soprattutto i primi punti stagionali. Per mister Turati, che l'ho detto in sede di presentazione della sfida, la trasferta con l'Audace può rappresentare la gara della svolta, anche se per gli azzurri ci sarà da vedersela con una delle squadre più tenaci e meglio organizzate del torneo. Tante sono le soluzioni tattiche per gli Aretusei che, nonostante l'indisponibilità di Alma e Molina e dei nuovi arrivi Cancellieri e Parigini, potranno comunque contare su Frisenna, per l'ex Catania prevista almeno inizialmente la panchina, e sull'intesa mostrata da Contini e compagni a garanzia di un buon rendimento e di una prestazione all'altezza. Fiducia dunque sia negli uomini che nella disposizione al 4-2-3-1 visto nelle scorse settimane, con la classe di Valente sulla sinistra e con Limonelli che torna dalla squalifica e giocherà in mezzo al campo. Capanni con Contini e Guadagni alle sue spalle a completare l'attacco, mentre in difesa Pacciardi si candida per una maglia da titolare con Bonucci ancora una volta schierato tra i pali. A dirigere il match del Monterisi, che prenderà il via alle 20:30 e vedrà la presenza di oltre un centinaio di tifosi provenienti da Siracusa, sarà il fischietto della sezione di Lanciano, Ciro Aldi. Domenica di sosta invece per il Palermo, che tornerà in campo la prossima settimana per affrontare fuori casa il Sud Tirol. Primo bilancio per il direttore sportivo Carlo Osti. È una domenica di riposo per il Palermo. La sosta per le nazionali sta permettendo al tecnico Pippo Inzaghi di lavorare sulla sua squadra in vista del match di domenica prossima a Bolzano contro il Sud Tirol. Una pausa anche per un primo bilancio, soprattutto dopo la chiusura del mercato estivo. A farlo è direttamente il direttore sportivo Carlo Osti. Sono molto contento del mercato che abbiamo fatto, perché diciamo che abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Prima di tutto devo ringraziare il City Football Group per l'aiuto e il supporto che mi ha dato per questa mia seconda fase di mercato palermitana. Le prime sensazioni sulla squadra sono positive. Il fatto che il Palermo sia la squadra più vecchia della categoria ovviamente mi collega al discorso dell'esperienza della squadra. Abbiamo tenuto i giovani che riteniamo siano molto forti e anche questi giovani hanno tutti avuto esperienza in cadetteria. Corona poi è stato molto bene a Pontedera in Lega Pro, quindi abbiamo dei giovani sui quali sappiamo di poter contare in qualsiasi momento. Il DS rosanero soddisfatto anche dell'inizio di stagione del Palermo. Vedo che siamo indicati come la squadra da battere, ritengo che ci siano delle altre squadre che si siano rinforzate o attraverso un mercato intelligente come ha fatto il Venezia, oppure trattenendo dei giocatori di Serie A dell'anno precedente come ha fatto il Monza. Ci dobbiamo aggiungere anche l'Empoli, quindi io dico che noi siamo il Palermo e non dobbiamo aver paura di nessuno, ma nello stesso tempo sappiamo che questo campionato è molto competitivo sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda la retrocessione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.